galleria di Caralte. L'approfondimento con Nicola Macagnan. Prove tecniche di disgelo. Veneto Strade e provincia di Belluno si sono confrontate stamane attorno ad un tavolo per un incontro promosso dal consigliere regionale Dario Bond. All'incontro hanno partecipato, oltre a Bond, il commissario della provincia di Belluno, Capoccelli, accompagnato dai tecnici Gianni De Bastiani e Luca Soppelsa, l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso e l'amministratore delegato di Veneto Strade Silvano Vernizzi. La provincia ha dato la sua disponibilità ad aumentare di 2 milioni di euro la quota destinata a Veneto Strade, passando dai 7 milioni trasferiti nel 2013 a 9 milioni per il 2014. Veneto Strade, dal canto suo, ha ribadito il proprio impegno a favore delle strade bellunesi, a partire dalla manutenzione delle arterie danneggiate dal maltempo. Il maggiore esborso da parte della provincia deriva dall'iniezione di liquidità garantita alle casse di Palazzo Piloni, grazie all'approvazione della legge finanziaria 2014, in particolare della disposizione che chiude la partita tra regione e provincia sul demanio idrico, liberando risorse per 15 milioni di euro. E a proposito di viabilità, sono giorni decisivi per la statale di Alemagna. Da questa sera, martedì 8, sino alla mattinata di sabato prossimo, 12 aprile, rimarrà chiusa la galleria di Ospitale, nella fascia notturna dalle 21 alle 6, per gli annunciati interventi di manutenzione agli impianti. In queste fasce orarie la circolazione sarà deviata lungo il vecchio tracciato della 51. E per mercoledì pomeriggio è annunciato l'atteso vertice in prefettura che dovrebbe dire la parola definitiva sul cantiere della galleria di Caralte. Dopo l'incontro tenutosi la scorsa settimana presso il municipio di Perarolo, i tecnici dell'ANAS dovranno sciogliere la riserva sulle modalità di chiusura del traforo e sulle deviazioni del traffico, pesante e non, anche utilizzando il tracciato della vecchia Cavallera. Quale futuro per la provincia di Belluno? Il tema, in modo particolare dopo l'approvazione del disegno di legge del Rio, è oggetto in questi giorni di